Buonasera, benvenuti a nome del Consolato Onorario della Repubblica Ellenica in Venezia. Vi do il benvenuto a questo evento che chiude la 3 giorni di celebrazione del 200° anniversario dalla rivoluzione del 1821, dalla quale è partito il processo di indipendenza, di costruzione della Grecia moderna. Il tema di questa serata, che affideremo tra poco a mani competenti di scienziati e ricercatori, verte su un aspetto che di solito non viene molto considerato nei rapporti tra potenze. E sono tutti quegli aspetti di soft power, si usa dire adesso, no? Tutti quegli aspetti che non sono direttamente legati all'uso della forza militare o della capacità di deterrenza e che fanno invece parte di una visione più generale, più intangibile, più immateriale, che riguarda proprio quanto la cultura, quanto la reputazione, quanto la stratificazione, in questo caso di secoli nella cultura dell'Occidente, abbia contribuito a rendere la causa greca particolarmente popolare, non soltanto nel momento in cui i fatti militari della rivoluzione si sono sviluppati, ma evidentemente da un flusso molto più remoto, molto più antico di simpatie e di condivisioni che hanno portato, tra le altre cose, alla possibilità di quegli eventi. Il tema del filellenismo potrebbe essere coniugato in maniera molto interessante, molto stimolante fino a tempi recenti, vorrei dire fino al contemporaneo, ma questo è un compito che lasciamo volentieri ai colleghi che si occupano dell'argomento. Vi ringrazio ancora, buon lavoro. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Prima di iniziare desidero ringraziare il Presidente uscente di questa istituzione, Sua Eccellenza Giampaolo Scarante, per aver concesso l'uso della sala dell'Aula Magna per l'appuntamento di oggi. E vorrei portare i saluti a nome del Consiglio di Presidenza dell'Ateneo Veneto e ringraziare anche il segretario accademico, il professor Carinci, che è qui presente in sala. L'occasione degli incontri veneziani per celebrare l'anniversario dei 200 anni dallo scoppio della rivoluzione greca è una testimonianza concreta di sinergie condivise per partecipare attivamente ad un momento storico come quello che la Repubblica di Grecia ha deciso di ricordare. La Grecia si stava preparando da anni con progetti di mostre e convegni, di incontri scientifici e iniziative di diffusione culturale, come quella di oggi pomeriggio, per ricordare l'avvio della rivolta popolare e intellettuale dei sudditi ottomani di lingua greca che si mossero contro il potere centrale del sultano. Poi lo scoppio della pandemia e le sue conseguenze hanno provocato un certo disorientamento e forse anche un cambiamento di rotta, non solo un cambiamento di date e di prospettive. In ogni caso stasera siamo qui, sebbene mascherati, sebbene a distanza, sebbene con tutte le difficoltà e le sofferenze di questo periodo. Siamo qui per partecipare con la nostra iniziativa al progetto culturale che la Grecia ha promosso nell'ambito del bicentenario. E siamo all'Ateneo Veneto, che quest'anno celebra i suoi 209 anni dalla fondazione, luogo che sin dall'inizio della sua attività ha annoverato fra i suoi soci esponenti della comunità greca di Venezia e che ha avuto un ruolo fondamentale per la storia civile e politica della città. Ha avuto, e mi piace sottolineare, e sono sicura che avrà questo ruolo significativo nella città. In una data carica di valore simbolico ed evocativo, il 25 marzo del 1821, i greci hanno iniziato a pretendere un diverso regime politico per le terre nelle quali si continuava a parlare greco e a professare la religione cristiana ortodossa, nonostante lunghi secoli di dominazione ottomana. Il 25 marzo è un giorno fatidico, non solo per la Grecia, ma anche per Venezia. E non casualmente
assegna a questa data, che non casualmente assegna a questa data il suo compleanno mitico. Le celebrazioni dei 1600 anni di Venezia, infatti, sono state avviate in modo ufficiale nella Basilica di San Marco il 25 marzo del 2021, per ricordare il giorno in cui, nel 421, sarebbe stata fondata la città di Venezia. Per inciso, la leggenda vuole che la prima pietra posta per la realizzazione della chiesa di San Giacometto a Rialto fosse stata collocata da un cretese, Eutinioto forse, come ex voto per essere scampato ad un incendio. Anche in questa mitica e falsa notizia, ovviamente, si cela però un briciolo di verità. I rapporti tra Creta e Venezia, e più in generale tra i parlanti greco e Venezia, sono intimamente interconnessi sin dalla fase embrionale della città. Al di là delle effettive testimonianze documentarie nella narrazione delle origini, si voleva e si vuole ricordare il peso di una realtà storica rilevante. Non si può parlare di Venezia senza pensare al suo ruolo nel Levante e nel contesto antropico di lingua greca. Non è dunque una coincidenza casuale che il 25 marzo ci sia un compleanno importante per Venezia e anche per la Grecia. Infatti la Chiesa cristiana, sia d'Oriente che d'Occidente, celebra in questo giorno l'Annunciazione, il giorno in cui l'Arcangelo Gabriele ha detto a Maria di Nazaret che si stava compiendo in lei un grande miracolo. 9 mesi dopo, infatti, si celebra il Natale, la nascita di Cristo Salvatore del mondo e dell'umanità. La rivoluzione storica, sociale e culturale epocale, introdotta dal 25 dicembre, ha le sue premesse nel 25 marzo. Volenti o nolenti, la civiltà occidentale, che oggi mette in discussione la correttezza politica anche del Natale, ha fatto per questi 2 millenni i conti con questo tipo di riferimento simbolico, religioso e identitario. Agli inizi del terzo millennio, dunque, stiamo assistendo ad una trasformazione epocale che è connaturata con la storia dell'umanità. In questa sala dell'Ateneo Veneto, da più di 200 anni, però, la storia non è una lettura del passato, ma uno strumento per progettare il futuro. È per questo motivo che abbiamo voluto riunire qui persone di varia provenienza e di varia fascia di età e istituzioni pubbliche e private per riflettere sul filellenismo a Venezia, sulle sue radici e sul suo ruolo nello sviluppo culturale e politico della città. Sacro e profano, politica e mito, Grecia e Venezia sono indissolubilmente legati sin dai primi passi di questa straordinaria città, come già detto, e in particolare lo sono in questa prestigiosa sede che ospita l'incontro di questa sera, che è rivolto essenzialmente agli studenti delle scuole superiori che sono iscritti al PCTO, It's Not Greek to Me. Per quanti sono estranei al mondo della scuola, devo spiegare che i PCTO sono dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, cioè attività che aziende, università e altre istituzioni offrono alle scuole superiori per sviluppare nei ragazzi competenze e conoscenze extracurricolari e nello stesso tempo integrare nel loro percorso formativo alcune informazioni che possano contribuire all'orientamento per le loro future scelte professionali e supportare nel contempo l'offerta didattica curricolare. Nello specifico, i miei collaboratori ed io abbiamo scelto di offrire alle scuole del territorio, ma non solo a loro, grazie all'opportunità della didattica a distanza, un ciclo di incontri intitolato It's Not Greek to Me, numero 2, perché l'anno scorso abbiamo fatto il numero 1, incentrato su un diverso approccio alla conoscenza della lingua e della cultura greca. Il titolo del ciclo proposto, ironicamente, riprende un modo di dire dei paesi anglofoni, nei quali si dice It's Greek to me, per dire che è greco per me, cioè non capisco niente, come se quando noi diciamo parlo arabo, parlo turco. Oggi pomeriggio dunque si alterneranno al tavolo con me il professor Giazzi, docente di materie letterarie al Liceo Manin, che partecipa a questo PCTO, Liceo Manin di Cremona, che è dedicato al nostro rivoluzionario veneziano, al quale è dedicata anche una statua al piano di sopra in Sala Tommafeo,
ed è docente a contratto di lingua latina all'Università Cattolica e tra l'altro anche un studente cafoscarino della laurea magistrale in lingue e letterature europee e postcoloniali. Poi avremo il piacere di sentire il professor Michele Gottardi, che qui in questa sala forse non sarebbe neanche il caso di presentare, ma lo dobbiamo fare perché siamo in diretta streaming sul canale YouTube e ci seguono poi anche gli studenti delle scuole superiori iscritti a questo PCTO. Il professor Gottardi è stato presidente dell'Ateneo Veneto, è stato docente di storia e filosofia al liceo Marco Foscarini di Venezia e attualmente presidente degli Amici dei Musei Veneziani. Poi sentiremo un contributo internazionale da parte della professoressa Fatima Eloeva, ordinaria di lingua e letteratura neogreca all'Università di Vilnius in Lituania, attualmente visiting scholar a Ca' Foscari. E in ultimo la professoressa Eugenia Liosatu, professoressa a contratto di lingua neogreca a Ca' Foscari. A loro il compito di raccontare frammenti della storia dei rapporti del filellenismo a Venezia e in Europa, con la speranza di riavviare e rinsaldare il dialogo proficuo tra Venezia e la Grecia, con l'occasione delle celebrazioni connesse con i 200 anni della rivoluzione greca. Grazie a tutti e a tutte. Professor, a lei la parola. Professor Giazzi. Il professor Giazzi ci parlerà di Dionisio Solomos, studente a Venezia e a Cremona, poeta nazionale di Grecia. Grazie molte professoressa Carpinato, grazie per questo invito che mi onora molto, anche perché mi permette di portare qui a Venezia qualche cosa della mia città, alla quale sono evidentemente legato, Cremona. Il poeta nazionale di Grecia, Dionisio Solomos, studiò infatti al nostro liceo, al liceo in cui io stesso ora insegno. Quindi racconterò chiaramente per sommi capi un pochino questa vicenda, cercando anche di inquadrare rapidamente la figura di Dionisio Solomos, scusandomi con chi evidentemente conosce già molto bene questi dati, però appunto diciamo la destinazione didattica, ecco, di questo incontro necessita, ecco, di qualche piccolo inquadramento. Solomos nasce a Zacinto, Zante, l'8 aprile del 1798, 20 anni dopo Foscolo, che in quell'isola pure era nato, dal conte Nicolaos e da una sua serva. Quindi era un figlio illegittimo. Poi nascerà anche un secondo figlio da quest'unione, Dimitrios, e la cosa che appunto lega, l'aspetto che lega Solomos a Cremona è che egli ebbe come precettore privato un cremonese, un abate cremonese, personaggio un po' particolare, poi cercherò di inquadrarlo molto rapidamente, si chiamava Santo Rossi. Questo abate di ispirazioni, di tendenze un po' giacobine, che aveva avuto problemi evidentemente con il clero locale, che poi infatti era andato in esilio, e il suo esilio era stato proprio Zante, ma poi lo vediamo. Nel 1807 Solomos perde il padre e fu affidato ad un tutore che si chiamava Dionysios Messalas, il quale decise per lui di inviarlo in Italia a studiare, come accadeva normalmente per i nobili dell'Eptaneso. Qui entra in campo quello che fu un discepolo, amico e anche poi editore dell'opera di Solomos, Iacovos Polilas, che racconta che il Rossi, traduco qualche frase, insomma, il Rossi portò con sé Solomos in Italia, lo lasciò a Venezia, dove Solomos studiò nel liceo di Santa Caterina, quello che oggi è il liceo Foscarini di Venezia. Ma dopo poco tempo, dice Anagastiche, fu costretto a richiamarlo vicino a sé, presso di sé, considerando ta paraponaton didascalon, cioè le lamentele dei maestri, perché appunto Solomos non era in grado di sottomettersi alla avstirotita, proprio all'autorità di questi maestri veneziani. E quindi, e poi evidentemente gli mancava, insomma, l'affetto di questo
di questo maestro che lui aveva molto amato, il Santo Rossi. E quindi da Venezia presto Solomos si trasferirà a Cremona. A Cremona, allora, in quello che fu l'antenato dell'attuale Liceo Manin, di cui nell'immagine vedete l'ingresso. Faccio una brevissima digressione su questo edificio. Questo edificio era un collegio gesuitico. La prima pietra fu posta proprio nell'anno 1600 e qui ci fu sempre la scuola principale, fondamentale della città. All'epoca di Solomos era un Imperial Regio Liceo. E qui Solomos studiò, in particolare ebbe due maestri che contarono moltissimo nella sua formazione. Questi due maestri si chiamavano, uno Giovanni Pini, che gli insegnava lettere italiane e latine, e un altro Bernardo Bellini, che gli insegnava le lettere greche. Poi ritorniamo fra pochissimo su questa figura di Bernardo Bellini. Nell'immagine però ho voluto mostrare la lapide che si trova proprio all'ingresso del nostro liceo, che celebra proprio la presenza di Solomos come studente, illustre studente. Fu il nostro più illustre studente insieme a Pierpaolo Pasolini, che pure studiò nel nostro liceo tra il 33 e il 35. Sono i nostri due allievi di punta. Ecco. Questa lapide fu posta nel 1998 alla scadenza dei 200 anni dalla nascita, all'anniversario dei 200 anni della nascita. Allora, Bernardo Bellini fu il suo maestro di lettere greche, ovviamente di greco classico, ma c'è un'interessante testimonianza che lo stesso Bellini inserisce in questa sua opera che si intitola Callomazia. È un lunghissimo, pesantissimo, onestamente, poema sull'estetica, cioè sul gusto per l'arte, sul gusto per il bello. E è un poema con autocommento, e nelle note di autocommento il Bellini, che appunto fu maestro di Solomos, esprime il suo debito di riconoscenza nei confronti di questo allievo, lui che era stato il suo maestro di greco. Lo leggiamo magari questo breve passo. Furono quelli i diletti giorni in cui tra gli altri celebri personaggi io conobbi il conte Capodistrias, che fu poscia governatore della Grecia e suggellò l'amor della patria gloria col martirio. Quivi, è appunto il Bellini che racconta, questo Quivi. Dove era questo Quivi? A Venezia. A Venezia, nei salotti della contessa Isabella Teotochi Albrizzi, che fu amante di Foscolo anche, anzi molti si ricorderanno questo. Quivi, avendomi egli udito pronunziare speditamente e favellare la greca lingua e recitare non pochi brani di più classici greci scrittori, mi richiese come il pronunziar mio fosse al tutto quello dei nati e cresciuti in seno alla Grecia istessa. Al che risposi essere questo provenuto dall'aver io insegnata la classica lingua dei Greci ad un giovane conte Salomon di Zante, appunto Dionisio Solomos, perché il cognome fu italianizzato in questo modo, da cui appresi per buon ricambio l'armonica nativa pronunziazione. Quindi questo maestro riconosce a Solomos di aver imparato da lui la pronuncia del neogreco. Lui era abituato alla pronuncia erasmiana, invece Solomos gli aveva insegnato come pronunciare secondo la pronuncia appunto della Dimotichi. Ora, Dionisio Solomos frequenta il liceo, quello che oggi è il Liceo Manin, in questi anni di inizio Ottocento. Abitava molto vicino alla scuola. Vedete nell'immagine un documento d'archivio che è il registro degli stati d'anime della parrocchia di Sant'Agostino,
questa chiesa è proprio dietro l'edificio del liceo, in cui proprio vengono elencate le persone che vivevano in questa contrada che si chiamava Contrada Bottona, al numero 1260, ecco, le persone che vivevano nella casa del sacerdote Santo Rossi. E tra gli altri, gli ultimi due sono il signor Salamoni Dionigi, studente, il signor Salamoni Demetrio, studente. Cioè Dionissios e il fratello vivevano presso questo sacerdote, loro precettore, al quale erano molto affezionati. Quel brutto edificio che si vede nell'immagine di fianco è un edificio dell'epoca fascista che fu costruito dopo la demolizione del quartiere dove si trovava esattamente la casa in cui viveva Solomos, per cui ho pensato che potesse essere almeno suggestivo mostrarlo. Santo Rossi, appunto, questo abate, questo sacerdote, che ebbe una storia molto particolare, perché nel momento in cui Napoleone arriva a Cremona nel 1796, egli fece parte di un gruppo nutrito di persone, di intellettuali della città che mostrarono una certa gioia, una certa letizia per l'arrivo delle truppe napoleoniche in città. Erano personaggi appunto dalle ideologie che venivano definite un po' giacobine, un po' sovversive, se vogliamo. Nel 1799, però, quando tornarono gli austriaci in città, il vescovo Omobono Offredi sostanzialmente richiamò questo prete e lo indusse a scrivere una pubblica dichiarazione di ortodossia e di fedeltà all'Austria, motivo per il quale poi, quando nuovamente tornarono le truppe napoleoniche in città, Santo Rossi fu costretto ad abbandonare Cremona e quindi a recarsi a Zante, dove sarebbe entrato poi in contatto con la famiglia di Solomos. Perché ho fatto questo piccolo cenno a questo personaggio? Perché molto probabilmente tante delle idee libertarie che hanno sostenuto Solomos nella sua vita, insomma, poi anche nella sua produzione, vennero dagli insegnamenti che questo suo precettore doveva avergli dato, doveva avergli impartito. Di Santo Rossi fu pubblicato un testo, Massime e precetti di un padre di famiglia. Il padre di famiglia è lui, è lo stesso Santo Rossi, che a questi figli, che sono figli spirituali evidentemente, insegna, trasmette i grandi valori della patria, della virtù, della libertà. Chi è l'eroe? È colui che combatte per la patria e per la libertà. E leggiamo proprio qualche brevissimo stralcio, appunto, immaginiamo, sono passi appunto di questo testo. Rossi scrive: questa è la tua patria, ogni cosa le devi se tutto ricevi da lei. E poi della patria: i suoi nemici sono i tuoi medesimi, il tuo sangue a lei dovuto perché non sei nato a te solo. E poi ancora: l'uomo è l'opera più bella delle mani di Dio, la libertà è dono di Lui, perché è l'autore di ogni virtù. Senza virtù la libertà diviene il peggior flagello del genere umano. Quindi quest'uomo, questo sacerdote, parlava sicuramente con il Solomos di libertà, di eroismo, di virtù. Sono poi gli anni dell'inizio dell'Ottocento, gli anni in cui si diffonde l'idea di nazione in Europa, si diffondono le idee romantiche. Quindi davvero Solomos a Cremona visse questo ambiente. Poi, come sappiamo, si recò a Pavia studierà per 3 anni, ottiene il baccellierato in giurisprudenza. A Pavia comincerà a scrivere, anche prima probabilmente, a scrivere le prime prove in lingua italiana. Nel 18 però tornerà a Zante, torna in Grecia carico di queste esperienze e di questa educazione che aveva ricevuto. E allora in Grecia ovviamente Solomos mette a frutto tutto quello che aveva imparato
riflette sulla situazione, appunto sulla situazione esplosiva, tutto sommato dal punto di vista storico, che in Grecia all'epoca appunto c'era, e nel suo dialogo sulla lingua scrive: «Migaris echo allos to numu», forse ho qualche altra cosa nella mia testa, parex eleftheria che glossa, al di là di libertà e lingua. Cioè, io a che cosa penso? Penso alla libertà e alla lingua, e lui le identificava questi due concetti, queste due realtà. E quindi ecco la riflessione, la profonda riflessione che Solomos elabora sul greco, sulla lingua greca e su che cosa il greco significava. Il greco era lingua del popolo. Solomos parla spesso del popolo, o laos, che lui definisce distikismenos, sventurato. Il popolo greco è sventurato, pada prodomenos, sempre tradito. Quindi un popolo che ha questo desiderio di rinascere, di risorgere come nazione. E la lingua che cos'è? La lingua è l'elemento che lo identifica. Ma nello stesso tempo la lingua che Solomos propone è la dimotiki, la lingua del popolo, quindi la lingua che identifica il popolo come tale. Non è la lingua dotta, ma è la lingua parlata, è la lingua della comunicazione, che è anche una lingua sacra. Non soltanto perché fu preservata nei lunghi secoli della dominazione ottomana dalla Chiesa ortodossa, ma anche perché è qualcosa di sacro in quanto identifica il popolo, e il popolo che vuole essere libero è sacro perché vuole essere libero. Quindi c'è questo legame bellissimo, affascinantissimo, no? Tra la lingua, l'idea, il concetto della libertà, il concetto della lingua e l'idea della sacralità anche di tutto questo, no? di tutto questo complesso di idee. Ecco che siamo quasi alla fine. Ecco quindi che Solomos comincia a comporre tante delle sue opere, opere che hanno, non tutte evidentemente, ma molte delle quali si incentrano proprio sul tema della libertà, sul tema dell'epanastasi, della rivoluzione, che lui identifica in particolare in questo fatto drammatico dell'assedio di Missolungi, 1825-26. E tra le varie opere che lui scrive a questo proposito, quella forse più famosa, anche se incompiuta, sono i Liberi assediati, gli Eleftheri Poliorchimeni, da cui leggiamo questo brevissimo passo, proprio per vedere come egli presenti il popolo greco che sta combattendo per la sua libertà, ma per la sua lingua, per la sua cultura. Ecco, lui definisce il popolo greco un popolo di martiri. Dice, sino a quel momento gli assediati avevano sopportato molte lotte con qualche speranza che giungesse la flotta amica e spezzasse forse il cerchio di ferro che li cingeva. Ma una volta perduta ogni speranza, mentre il nemico promette loro la grazia della vita in cambio della biura, la loro resistenza estrema fa di loro dei martiri. Martires, appunto. Concludo citando soltanto, ho commesso un altro patatrac, scusatemi, ecco, citando soltanto un testo pure molto noto di Solomos, l'Ode per la morte di Lord Byron, che appunto poeta inglese, che diede la vita per la causa della libertà greca, e che Solomos vede come il segno, no? Della giustizia di questa lotta, della necessità di questa lotta, se persino intellettuali che appartenevano ad aree geografiche e culturali completamente differenti convenivano, si riunivano in questa sua patria che doveva essere liberata, perché giusto era che così fosse. Grazie.
Grazie al professor Giazzi e adesso do la parola a Michele Gottardi che ci riporta a Venezia e a questa sede. Grazie, buonasera a tutte e tutti, grazie dell'invito che mi permette di fare una digressione ottocentesca, periodo, anche se mi occupo di cose più recenti ultimamente, periodo da cui sono partito, a me è sempre molto caro. E sono anche contento di trovare un collega del Liceo Manin a cui a Venezia indubbiamente invidiamo la denominazione, perché Venezia e il Veneto non hanno un Liceo Manin e si potrebbe anche, non è greco ma posso fare una digressione velocissima, quando arriva l'Unità d'Italia esisteva una regola per cui si poteva nominare ad un personaggio storico uno e un solo liceo in tutto il territorio nazionale. Cremona arrivò prima di Venezia per il semplice fatto che Venezia era ancora austriaca. Se non sbaglio voi l'avete nominato nel 1857, più o meno direi, no? E quindi a Venezia non esiste più neanche una scuola Manin. Esiste una cooperativa di pompe funebri, ma è una cooperativa di gondolieri, ma questo anche per capire probabilmente che la figura di Daniele Manin non ha avuto poi quella fortuna che alcuni di noi studiandola hanno cercato di riportare in una veste europea, a cominciare da Paul Ginsburg evidentemente. Ma questa è una digressione così personale. Mi sia appunto, scusate un po' questa divagazione, ma ora torniamo a parlare di Greci, ma torniamo a parlare anche di Ateneo, torniamo a parlare anche di Liceo Santa Caterina, che evidentemente era una sorta di luogo di incontro assieme appunto all'Ateneo e al Collegio Navale, il Collegio di Marina, dove alcuni di questi di cui vi parlerò questa sera velocemente sono stati docenti e hanno influenzato non tanto, e quindi noi non vediamo oggi personaggi che hanno influenzato il movimento di indipendenza greca, ma che da loro, che grazie al movimento di indipendenza greca, hanno portato in qualche modo una sorta di simbiosi adriatica delle idee verso il movimento liberale italiano. Parto da un personaggio che in realtà è, come dire, un po' introduttivo, perché è un personaggio che nasce a Venezia, che nasce a Bergamo addirittura, e che risponde al nome di Pietro Paleocapa. Chi ha dimestichezza con una statua che si trova ai Giardini Papadopoli un tempo, molti anni fa, si trovava in Campo Sant'Angelo, ricorderà De moderni idraulici il principe, la scritta che sotto è riportata. Pietro Paleocapa è l'esempio di questo tipo di cultura greca che attraverso la Repubblica Veneta arriva e rimane nel corso dell'Ottocento. Non solo perché a Venezia esisteva una forte colonia greca che ancora oggi ha una sua chiesa, una sua identità, una sua comunità, un suo istituto culturale e anche un consolato onorario, ma soprattutto perché esisteva, come dire, una nazione greca che per capirci alla fine della Repubblica contava almeno 10.000 iscritti, 10.000 abitanti di Venezia si professavano greci o appartenenti alla nazione greca. Quindi era un'identità forte che oggi è rimasta anche nei toponimi e che sta tra il ponte dei greci appunto e tutto quello che sta dietro San Zaccaria. Vi dicevo di Pietro Paleocapa. Pietro Paleocapa nasce nel 1788, ma la sua famiglia è nobile di Creta, fuggiti da Creta alla riconquista turca e fuggiti a Tinos e poi a Venezia, passando per la Dalmazia. Il padre, il nonno e il bisnonno di Pietro Paleocapa sono ben dentro le strutture amministrative e tecniche della Serenissima, segretari generali delle istituzioni che avevano sede a Zara, ad esempio, anziché nella Dalmazia veneziana. E poi da lì si trasferiscono a Bergamo, dove nasce Paleocapa, che poi verrà a Venezia, ma la sua è un esempio di una carriera nel senso dello Stato, prima italico, poi austriaco e infine sabaudo. Ma Pietro Paleocapa è qui a Venezia ed è quello che rimodulerà alcuni dei fiumi veneziani, dove veneziani intendo quelli che uscivano in laguna, come il Brenta,
che per un certo periodo venne rimesso in laguna e poi riportato fuori, è quello che contribuisce ad aprire il porto di Malamocco, è quello che poi sarà al fianco di Daniele Manin, ministro delle costruzioni e dell'interno nella rivoluzione del 48-49. Moderato rispetto a Manin, monarchico rispetto al repubblicano Manin, a un certo punto verrà designato come una sorta di ambasciatore presso Carlo Alberto, la ripresa delle ostilità gli impedirà di tornare a Venezia e poi lo troveremo a fianco di Cavour a lungo ministro dei lavori pubblici. E quindi questa continuità fisica, nel caso di Paleocapa, nell'istituzione e negli stati che in qualche modo, nella comunità che in qualche modo serva, è un esempio che in qualche modo influenza anche gli altri tre personaggi di cui vi voglio parlare. Andrea Mustoxidi, Emilio De Tipaldo e Giovanni Veludo. Vi apparirà strano che tutti questi quattro, 2 sono nati in Italia, nel senso di confine geografico, 2 sono nati a Corfù. Sono tutti biografati dal dizionario biografico degli italiani. E qui sta un elemento molto semplice. Il dizionario biografico degli italiani copre tutto quello che faceva parte degli antichi stati italiani. E quindi nel caso di 2 di questi che nascono a Corfù, altrimenti avremmo tirato via anche Foscolo, voglio dire, no? Sono nati in un territorio di uno degli antichi stati e c'è la Repubblica Serenissima, la Repubblica di Venezia. Sappiamo qual è stato poi il destino delle isole, cosiddette isole Ionie, quelle che sono citate come Eptaneso e come a Venezia erano chiamate poi all'immediato, negli anni successivi, all'inizio dell'Ottocento, dopo la caduta, la Repubblica delle Sette Sorelle. La Repubblica delle Sette Sorelle, ovvero Corfù, Zanta e Cefalonia, fino a Cerigo e Cerigotto, Itaca, eccetera, che avevano uno splendido simbologia per gli amanti delle cose venete. Un leone con un libro aperto, un leone di San Marco con un libro aperto, con 7 frecce infilzate nel Vangelo. A riprova di quanto fosse forte e presente l'eredità veneziana, per tutto il periodo in cui la Repubblica Settinsulare rimane viva, quindi molto dopo l'unità della Grecia, mi pare 1860 se non sbaglio, il diritto principale è il diritto veneto. Ma questi 3 personaggi, di cui adesso parliamo, sono 3 soci dell'Ateneo Veneto, ma sono anche 3 personaggi che hanno molto a che fare con la comunità greca. Sono greci per nascita o per cultura, ma hanno tutti una identità bipartisan, di raccordo tra le 2 culture, tra il mondo italiano e il mondo greco. Il caso più famoso è quello probabilmente di Andrea Mustoxidi, nato a Corfù nel 1785, morto sempre a Corfù nel 1860. Cognato di Emilio De Tipaldo, di cui parleremo tra poco, è membro di quella generazione di greci veneti che studiò in Italia per un periodo più o meno lungo e assimilò la cultura, ma anche la stessa lingua italiana che padroneggiavano e parlavano correntemente, anche come lingua scritta. Il caso più famoso è quello di Foscolo, certamente, ma quello di Mustoxidi è molto simile. Venivano richiamati a Padova, Mustoxidi passa anche per Pavia in realtà, venivano richiamati a Padova perché a Padova c'era una sorta di faro da questo punto di vista, che era Melchiorre Cesarotti. Cesarotti era un maestro di questa generazione, traduttore di Omero e di Demostene, ma aveva nei confronti di questi giovani greci in senso lato un particolare rapporto di crescita e di formazione. Ci va il giovane Foscolo, ci va Andrea Mustoxidi, che poi si laureerà in legge a Pavia. Nel 1804, quindi a 17-18 anni, non ha ancora 20 anni, 19 anni, Mustoxidi scrive una storia di Corfù.
e che diventa particolarmente importante, assieme ad altre letture e scritture fatte in quegli anni da Mustoxidi, perché lo mette in contatto con i letterati dell'epoca, ma quelli più famosi, quelli che studiamo nei manuali di letteratura: Foscolo, Pindemonte, Monti, Leopardi, Manzoni, oltre a molti letterati greci. Questa veloce crescita culturale di Mustoxidi lo porta negli anni '20 a diventare il principale collaboratore dell'editore Sonzogno, che stava creando in quegli anni, la collana degli storici greci. Sonzogno era un grande editore, ma non sapeva il greco, aveva bisogno di un braccio destro, e quindi chiama a Milano Mustoxidi, che per alcuni anni rimane lì a curare questa collana. Poi nel frattempo scoppia l'indipendenza della Grecia, e quando questa si sta completando, nel 1829, Giovanni Capodistria appunto chiama Mustoxidi in Grecia e gli dà il titolo, gli conferisce l'incarico di ministro dell'istruzione pubblica. Da quel momento gli incarichi pubblici di Mustoxidi saranno sempre più importanti, sempre più forti, lo obbligheranno a restare sempre di più in Grecia, diventerà senatore, presidente dell'Accademia Ionica, si trasferirà poi definitivamente a Corfù e lì morirà nel 1860, come vi avevo detto prima. Questo è un esempio. Un altro esempio in questa linea è quello di Emilio De Tipaldo. Emilio De Tipaldo, anche egli nasce a Corfù tra il 95 e il 98, non è certa la data, arriva a Venezia nel 1810 e studia al liceo di Santa Giustina a Padova e poi al liceo di Santa Caterina a Venezia. Si laurea in legge a Padova, appunto, ma nel 1825, quindi giovane insegnante, non ancora trentenne, diventa il docente di storia, geografia e diritto marittimo all'Imperial Regio Collegio di Marina, quello che era a Sant'Anna, in fondo all'attuale via Garibaldi. E qui resta fino al 1849 e tra i suoi allievi ha Emilio Bandiera, Domenico Moro, che finiranno poi nella famosa impresa assieme a Attilio Bandiera, l'altro fratello, e a Lorenzo Graziani, che invece sarà poi uno degli esponenti della difesa di Venezia. Emilio ed Attilio Bandiera, che sono anche due studenti del liceo di Santa Caterina e di cui i cultori delle memorie foscariniane ancora custodiscono le pagelle con fare quasi, come dire, da reliquia sacra. Ma come esperto di diritto marittimo De Tipaldo viene contattato dalla stessa Marineria Imperiale per rielaborare il regolamento della Marina ausburgica. Nel 1848 partecipa come rappresentante della comunità greca all'assemblea di luglio, quella che rafforza il potere inizialmente di Manin, ma che poi avrebbe portato verso la fusione col Regno dell'Alta Italia, quella che poi non si concretizzerà per la ripresa delle ostilità e la sconfitta di Carlo Alberto. Ma qui in Ateneo va sottolineato soprattutto il suo ruolo di mediazione culturale. Innanzitutto grazie alla biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti, questa definizione scienze, lettere ed arti, che si ritrova nell'intitolazione dell'Ateneo Veneto come dell'Istituto Veneto e di molte altre accademie, è di origine illuminista e napoleonica. Questa divisione tra le scienze, le lettere e le arti, laddove nelle scienze c'è tutto ciò che non è umanistico, compreso l'esercizio, della professione forense, per esempio, derivava dallo spirito dell'enciclopedia che Napoleone aveva consolidato nel decreto del 25 luglio 1810, che dà vita a queste istituzioni e altre istituzioni simili che ancora esistono nell'Italia settentrionale. Ma la biografia degli italiani illustri è composta tra il 1834 e il 1845, 11 anni, 10 volumi in 11 anni, in cui ancora oggi si trovano delle notizie importantissime su intellettuali e uomini di cultura e di scienze del primo Ottocento. E lui ne è in qualche modo il direttore,
ma coinvolge, ha la grande intuizione di coinvolgere in questa operazione molti personaggi, molti intellettuali che in quel periodo vivevano un po' a margine perché non erano perfettamente in sintonia con la cultura, soprattutto con la dominazione asburgica, a cominciare da Niccolò Tommaseo. Niccolò Tommaseo viene introdotto in questo istituto da De Tipaldo, da Emilio De Tipaldo, che gli fa conoscere un altro con cui poi avrà a che fare, cioè Daniele Manin. Daniele Manin era un giovane avvocato che si era messo in luce qui, in questa sede, come studioso pensate, del dialetto veneto. Una cosa che sembrerebbe oggi legata a un certo ambito politico un po' retrò. E invece in quel momento salvaguardare il dialetto si voleva dire anche salvaguardare il diritto veneto. Voleva dire in qualche modo legarsi ad una cultura e una tradizione non venetista, ma veneta. E quindi aveva un senso dal punto di vista politico, anche di politica culturale. Tant'è che Manin sponsorizza la pubblicazione del dizionario del dialetto veneto del Boerio. È lui che fa questa operazione che poi verrà raccolta. E quindi De Tipaldo poi dopo il 49, con il ritorno degli austriaci, cade un po' in disgrazia, si ritirerà nella sua villa di Mirano, dove morirà poi nel 1878. Terzo personaggio di cui vi voglio velocemente accennare è Giovanni Veludo. Giovanni Veludo ha una famiglia anch'essa originaria di Tinos, come la famiglia di Paleocapa che si rifugia a Tinos dopo essere fuggita da Creta, ma nasce anch'egli a Venezia, sentendosi peraltro profondamente greco da sempre. Studente del collegio greco, poi collegio Flangini, cresce in questa comunità che negli anni 20 però, negli anni 20 dell'Ottocento, subisce una crisi determinata certamente dalla perdita di centralità di Venezia rispetto al dominio asburgico e all'Adriatico, ma anche dal fatto che dal 21 una parte della Grecia è autonoma e indipendente e quindi qualcuno ritorna sulle proprie origini e verso le proprie radici. Giovanni Veludo è uno studioso di filologia classica, voleva tanto vivere traducendo e pubblicando codici antichi, ma per fortuna sua venne dissuaso proprio da Andrea Mustoxidi, al quale si era rivolto tramite il cognato, appunto De Tipaldo, cognato di Mustoxidi, che conosceva Veludo e gli aveva detto: beh, prova a sentire Andrea, sentiamo cosa ti dice. Andrea Mustoxidi dice: guarda, faccio fatica io, figurati tu che sei giovane. E quindi De Tipaldo viene coinvolto in alcune operazioni bibliografiche, filologiche, scheda alcune biblioteche importanti, ma sostanzialmente viene avviato verso l'ottimo mestiere del professore e insegna al liceo Santa Caterina. Rieccoci, sempre lì torniamo. E poi al Flangini, cioè torna nel collegio greco dove aveva studiato, torna da professore, ma torna anche, ancora una volta grazie a De Tipaldo, entra ad insegnare nel collegio di Marina nel 1840. E anche Veludo si schiererà vicino a Daniele Manin e infatti nel 49 verrà rimosso dall'insegnamento quando tornano gli austriaci. Voi sapete che il periodo del 49-57 è stato uno dei periodi più severi della dominazione asburgica nel Lombardo-Veneto, in particolare a Venezia. Quindi decide che forse gli incarichi pubblici di docente ormai sono bruciati per lui e fa domanda per entrare come aggiunto di biblioteca nella biblioteca di San Marco, cioè la biblioteca marciana. Nel 1850 entra in Marciana, dove però farà una grande carriera, e fino a diventare direttore della Marciana stessa, studiando e curando in particolare la filologia classica, ma riuscendo a fare delle operazioni molto importanti, come quella di difendere
una parte del patrimonio bibliografico documentale nel 1866, quando l'Austria, sconfitta nella terza guerra d'indipendenza, prima di ritirarsi, voleva portare a Vienna qualche ricordino, e che aveva già preso peraltro in passato. Ma in questo modo Veludo si oppose a quella lista della spesa che era stata presentata da Vienna come ricordo di 80 anni, di 70 anni di dominazione, e quindi riuscì a resistere. Ma in questa trentina d'anni che rimase tra la vice direzione e la direzione della Marciana, Veludo ha avuto il pregio di introdurre degli studiosi celebri nella storia tra gli storici, come Ranke, come Random Brown, tanto per citarne alcuni, anche come il giovane principe di Napoli, poi Vittorio Emanuele III, che era venuto a studiare a Venezia. E possiamo considerarlo l'ultimo bibliotecario vecchio stampo, l'ultimo bibliotecario della Marciana, tolto forse Marino Zorzi, che a questo in qualche modo ritorno da quel punto di vista, l'ultimo bibliotecario che era un funzionario legato all'ambiente culturale veneziano. Dopo di lui, la Marciana si trasferirà, proprio negli ultimi anni della sua reggenza, era stato già deciso che la Marciana doveva passare da Palazzo Ducale al cortile della Zecca. Passerà qualche anno dopo la sua morte, ma con lui finisce praticamente l'ultimo bibliotecario di un tempo, quelli legati appunto a un'espressione della cultura veneta e veneziana, e inizieranno i direttori di carriera, ripeto, legati più a una carriera del settore pubblico che non sono necessariamente legati al mondo veneziano. E anche questo forse è un segnale di quello che ha rappresentato la storia della cultura greco-veneziana nel corso dell'Ottocento. Grazie. Grazie. Il primo presidente dell'Ateneo Veneto, Cicognara, diceva che lui, venendo da una città qui vicina, si sentiva più foresto di quanto non lo fossero i greci qui a Venezia. Quindi sappiamo che i greci qui a Venezia non sono mai stati stranieri, ma sono sempre stati integrati nella città e nella società. Adesso facciamo un breve percorso altrove, grazie alla presenza della professoressa Fatima Eloeva dell'Università di Vilnius qui a Venezia, esperta di lingua e letteratura neogreca, già docente all'Università di San Pietroburgo, la quale in questo periodo è visiting professor all'Università Ca' Foscari di Venezia, e le ho chiesto di dare un contributo per presentarci qual è stato l'eco della rivoluzione greca in ambito russo e quali sono state le premesse della rivoluzione greca anche nel contesto russo. Il suo intervento sarà in italiano perché, come sentirete, il suo italiano è eccezionale. Per niente non è eccezionale. Però cercherò, non solo che la mia lingua italiana non è eccezionale, ma anche ho cambiato l'argomento un pochino, direi, perché questo argomento è davvero grandioso e dovrei, non so, parlare alcune ore, non credo che sarebbe piacevole per la pubblica. Cioè parlerò di tutto questo fenomeno della rivoluzione greca è assolutamente affascinante e davvero ha, come sappiamo, tantissimi aspetti. E ciascuna cultura qui a Venezia si sente questo nel modo molto intenso, che le radici, e ieri abbiamo avuto una sessione con il nome Le radici veneziane della rivoluzione greca, e questo già è un tema molto grande. Però io vorrei parlare di qualche cosa che mi ha colpito e vorrei
condividere questo, è che la rivoluzione greca è davvero questo tema e si è intrecciato con sorprendentemente direi il tema della rivoluzione greca si è intrecciato con il tema dell'utopia. E vorrei iniziare nel Ottocento. All'inizio del 1769 imperatrice Caterina II, Caterina la Grande, forse l'imperatrice più carismatica di Russia, seguace di enciclopedisti francesi, un vero esempio di, direi, despotismo illuminato. Lei inviò al suo corrispondente permanente, il filosofo e poeta francese Voltaire, uno strano regalo. Come lei stessa disse, gli mandò una pelliccia di zibellino siberiano alla Grecque. Il regalo aveva un carattere simbolico pronunciato. Questa sintesi rifletteva uno dei progetti geopolitici più misteriosi dell'imperatrice russa, un progetto grandioso, elaborato nei minimi dettagli, ma allo stesso tempo fino ad ora non del tutto compreso. In questo momento l'imperatrice conduceva azioni militari contro Turchia e dopo il crollo dell'impero ottomano. E dopo il crollo dell'impero ottomano l'imperatrice intendeva creare un nuovo Stato che comprendesse tra gli altri territori Atene e Costantinopoli. La rinascita dello Stato bizantino dovrebbe essere guidata dall'imperatore, nipote dell'imperatrice russa, però dovrebbe essere uno Stato particolare. Va notato che Caterina diede ai suoi nipoti nomi indicativi. Costantino sarebbe diventato imperatore del nuovo Stato, restaurando Bizantio, noto ai suoi abitanti come impero romano, come sappiamo, mentre Alessandro era destinato a diventare l'imperatore dell'impero russo. E questo piano non fu mai realizzato. Costantino prese il nome dal primo imperatore bizantino Costantino il Grande e Alessandro da Alessandro Magno. Nella brillante opera di Nikolai Gogol, Spiriti morti, incontriamo un eco di questa storia. Un sognatore proprietario terriero, un proiezionista, chiama i suoi figli Alcides e Temistoclos. E così Gogol qui prende in giro certamente Caterina la Grande. Voltaire per lei agiva come agente straniero per questo progetto. Caterina in questo momento stava conducendo operazioni militari contro l'impero ottomano e secondo Caterina una volta la Russia accettò lo Stato e la fede ortodossa dalle mani degli imperatori bizantini, ora doveva ripagare il debito. Questa ideologia è nata sotto gli zar russi. Mosca sta trasformando nella terza Roma. Però, e questo è molto importante, Caterina ha cambiato questo schema perché lei voleva legare, formare una catena Atena, Bizantio e Mosca, eliminando il concetto di Roma, così. Però la speranza di riconquistare Costantinopoli non lasciò il governo russo nemmeno durante la Prima Guerra Mondiale e questo portò in parte alla catastrofe di oggi, di Russia direi, e la catastrofe della rivoluzione di 1917. La Russia non voleva lasciare la guerra
la prima guerra mondiale, che non aveva alcun senso per lo Stato. Questa guerra era distruttiva perché sperava nella conquista di Costantinopoli. È importante notare che per Caterina non si trattava solo e non tanto della conquista di Costantinopoli. Lei associava Costantinopoli all'antica tradizione. L'antica bella Grecia, dal punto di vista dei pensatori di Settecento, era la base, l'inizio e il punto più alto della civiltà europea. Voltaire scriveva a Caterina: le ode cateriniane saranno scritte in suo onore in greco. La vittoria sull'impero ottomano sarà glorificata in greco. Nuovi fidi creeranno le sue statue, o le statue di vostra maestà. Questo episodio mi sembra davvero importante. Sembra che all'inizio del Settecento l'Europa abbia realizzato pienamente la grandezza e la primordialità della cultura greca e sia stato l'illuminismo, non il Rinascimento, a formare una nuova identità europea che percepiva la cultura greca come base. E la rivoluzione in parte, la rivoluzione greca, sembra essere il risultato di questa nuova percezione dell'identità europea. Allo stesso tempo, naturalmente, io non intendo sottovalutare il fattore dell'eroismo dei greci che erano all'interno. Nonostante possa sembrare un paradosso, ma la rivoluzione greca è iniziata quasi per errore. In parte questo ricorda la trama del complotto che Umberto Eco ci disegna nel Pendolo di Foucault. La rivoluzione greca è nata non in Grecia, ma al di fuori di essa, nei circoli dei migranti greci che hanno creato filichieteria, questo movimento. Claude Fourier, uno scrittore di talento, antropologo posso dire, un linguista, pubblica Chants populaires de Grèce moderne, i canti popolari della Grecia moderna, nel 1824, giustamente nel tempo di quando scoppiò la rivoluzione. E questi canti contribuirono a suscitare una viva simpatia per la causa della Grecia. E è stato davvero un capolavoro. Però questo che è molto interessante è che Fourier mai non ha visitato Grecia e i suoi informatori erano greci che vivevano fuori dalla Grecia. Due dei più importanti poeti greci, come sappiamo, Dionysio Solomos e Andreas Kalvos, che hanno glorificato la rivoluzione, hanno svolto un ruolo enorme nella formazione dell'identità nazionale. Il ruolo di Solomos e anche di Kalvos, che erano davvero poeti geniali, semplicemente non può essere sopravvalutato. Però c'è questo fenomeno, abbiamo già parlato di bilinguismo di questi due poeti e all'inizio, quando Solomos ritorna come un poeta, ritorna a Zante, la sua padronanza della lingua greca, e questo credo è davvero certa, era scarsa. Dopo la rivoluzione nessuno di questi due poeti, Solomos e Kalvos, non vengono in Grecia. Non parlerò di Byron, però ho trovato nel diario di Pushkin, datato 2 aprile 1821, queste parole. 2 aprile 1821, Pushkin, grandissimo poeta russo. Ho passato la serata con una affascinante donna greca. Pushkin tutto il tempo era innamorato,
come vero poeta. Abbiamo parlato di Alessandro Ypsilanti. Tra 5 greci che erano presenti, solo io parlavo come un greco. Tutti erano desperati per il successo dell'impresa di feliceteria. Io credo fermamente che la Grecia trionferà. 25 milioni di turchi lasceranno il fiorente paese dell'Elas ai legittimi eredi di Omero e Temistocle. Nel suo libro The Age of Revolution, Eric Hobsbawm traccia con brillante chiarezza analitica la trasformazione provocata in ogni sfera della vita europea dalla rivoluzione duale. Lui parla della rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione industriale che ebbe origine in Gran Bretagna. Questo racconto avvincente e originale mette in luce i 60 anni significativi di una rivoluzione lunga, come lui chiama questa. Tuttavia ogni regola conosce eccezioni. Hobsbawm è marxista. Una caratteristica importante della rivoluzione greca è la sua differenza fondamentale dal modello della rivoluzione europea, secondo Hobsbawm, perché i cambiamenti sociopolitici, secondo lui, radicali, derivano dai conflitti socio-economici. Nel caso della situazione greca questo non è affatto così, o almeno il fattore socio-economico non è stato determinante. Un ruolo enorme nella situazione greca è giocato dalla mitizzazione del passato, e non a livello di metafore, parallelismi, similitudini, ma come risultato della modellazione diretta del presente per il passato. Questo atteggiamento è stato facilitato dal fatto che il paesaggio è lo stesso. I greci hanno conservato la lingua in qualche modo, perché come linguista posso dire che lessico è rimasto lo stesso, e poi hanno conservato anche il paesaggio. Ad esempio nel 1800 molte operazioni militari durante la rivoluzione si sono svolte quasi nello stesso luogo delle principali battaglie delle guerre greco-persiane. Ad esempio nel 1821 ci fu una battaglia sul ponte di Alaman alle Termopili, dove Athanasios Diakos con 500 ribelli tenne 9.000 dell'esercito turco finché i greci non furono tutti uccisi. Il parallelo con la famosa battaglia della storia antica, battaglia delle Termopili del 480 a.C., nella quale una piccola forza greca comandata dal re di Sparta, Leonida, e composta dove spiccavano i soldati scelti spartani, rallentò l'avanzata dell'esercito persiano comandato da Serse I, a prezzo della quasi completa distruzione, e da allora il termine Termopili è utilizzato per indicare una tragica ed eroica resistenza nei confronti di un nemico. E credo che Athanasios Diakos aveva in mente questo parallelo, e non solo lui, perché i contemporanei quasi immediatamente hanno chiamato Diakos il nuovo Leonido, la fine. E credo che di questo pensavo anche Kavafis, quando lui ha scritto la bellissima poesia, grande poeta greco, Thermopyles, timisi kinos opus tin zoiton orison che filaron Thermopyles, onora a coloro che nella vita hanno scelto le proprie Termopili e vi stanno a guardia, e la fine, ed ancora maggiore onore gli è dovuto quando prevedono, e molti lo prevedono, che infine spunterà un'efealte e che i medi alla fine passeranno. Grazie. Grazie molte, ci avviamo adesso
alla conclusione di questo incontro. Da Venezia partivano moltissime informazioni segrete per Caterina II di Russia e ovviamente gli informatori principali erano i Maruzis ed altri ben noti componenti della comunità greca veneziana. Ho pregato stasera adesso Eugenia Liosatu, docente a contratto a Ca' Foscari, di concludere questa nostra carrellata di momenti ellenici ottocenteschi attraverso uno dei testi più noti anche a chi non conosce la lingua neogreca, perché si tratta dell'inno nazionale greco scritto appunto da Dionisio Solomosso, col quale abbiamo iniziato oggi pomeriggio la nostra conversazione sul filellenismo, testo che è scritto da una persona bilingue e che è stato pubblicato subito in greco e in italiano, e questo ci fa capire come i legami tra Venezia e la Grecia, ma tra l'Italia e la Grecia, sono veramente molto saldi, molto importanti e meritano di essere riconosciuti e conosciuti anche dai ragazzi delle scuole alle quali questo incontro è dedicato. Prego. Grazie, Eugenia. buonasera a tutti. Io concluderò con questo incontro con le parole dell'inno nazionale di Dionisio Solomos, che fa parte dell'inno alla libertà. Ύμνος στην ελευθερία, ispirato alla rivoluzione greca del 1821 e senza dubbio è stata un'opera letteraria simbolo per i greci impegnati alla loro lotta, alla loro guerra di indipendenza contro la dominazione ottomana. L'inno fu composto nel 1823, durante i primi anni della rivoluzione, un periodo caratterizzato da azioni eroiche da parte di condottieri, capitani, uomini valorosi, coraggiosi, che lottarono per l'ideale di un popolo libero. Il poeta parla di queste imprese, incoraggia i greci in rivolta e li rimprovera per la loro discordia. Parla di queste imprese ai filelleni europei, mostrando loro che la lotta greca è tanto legittima quanto sacra. Le parole dell'inno lodano la libertà e le sue virtù in 158 strofe. Solomos canta l'eredità del passato, l'umiliazione della schiavitù dopo 400 anni di dominazione ottomana, i fatti militari, le vittorie navali e la loro risonanza negli ambienti liberali europei. Nel proemio dell'inno, Solomos ci presenta la libertà sotto forma di divinità, richiamandosi alla gloria degli antichi e ricordando le sofferenze passate. Tra gli eventi più importanti dei primi 2 anni della rivoluzione furono la caduta di Tripolizza, di Tripoli, che era sede dell'amministrazione ottomana e anche dell'esercito del Peloponneso, la battaglia di Dervenachia, dove i greci con la loro vittoria decisiva consolidarono il loro dominio nel Peloponneso il 26 luglio 1822, e l'assedio di Corinto 2 giorni dopo la distruzione di Drama Ali Pasha a Dervenachia. Il poeta prosegue con un episodio fondamentale che influenzò l'opinione europea a favore del popolo greco, cioè il primo assedio di Missolungi nel 1822. Missolungi fu ripetutamente assediata dagli ottomani, prima nel 1822 senza successo, poi nel 1823 e infine nel 1826-27 quando la città fu presa. Inoltre Solomos rimase colpito dal martirio del patriarca di Costantinopoli Gregorio V e riporta in alcuni versi l'episodio della morte del patriarca avvenuta nell'aprile del 1821 da parte degli ottomani, in quanto l'hanno ritenuto colpevole come etnarca dei greci di Costantinopoli.
Infine, attraverso il personaggio di Libertà, il poeta fa il suo appello al popolo greco per concordia e solidarietà. Sottolinea gli ideali della religione e della patria che uniscono i greci davanti a ogni pericolo e li motiva a continuare a combattere contro i nemici. Tra queste 158 strofe dell'inno alla libertà, le prime 2 furono adottate come l'inno nazionale greco, che inizia così. Ti conosco al taglio tremendo della spada, ti conosco allo sguardo che rapidissimo misura la terra, uscita dalle ossa sacre degli Elleni e qual già un tempo valorosa, salve o salve libertà. In questi versi Solomos si rivolge alla libertà, al personaggio di Libertà, che è assente da secoli. Il suo volto gli è tuttavia familiare e infatti la riconosce subito. Scrive il poeta: ti riconosco dal taglio terribile della tua spada, la riconosce dalla spada affilata che semina il terrore e la morte ai nemici. Inoltre la riconosce dal suo sguardo che con grande velocità misura la terra per liberarla dalla schiavitù. In particolare il poeta, spinto dall'entusiasmo rivoluzionario del suo tempo, sottolinea la velocità con cui il movimento di liberazione travolge il dominio degli ottomani. La libertà con rapidità torna nel paese sofferente ad aiutarlo. Il suo ritorno si basa sugli eroi che si sacrificarono per il bene della loro patria, ma anche sui loro antenati, che onorarono con il loro sacrificio il valore della libertà. Solomos infatti la vede sollevarsi dalle ossa sacre dei greci, dunque motivata ritorna piena di coraggio e valorosa come prima, nel passato durante i momenti di gloria, ritorna e questo ultimo verso Ave o Ave Libertà preannuncia il suo arrivo lasciando sensazioni di orgoglio e di gioia. È molto significativo il fatto che la terra greca si risveglia e riscopre la sua identità, da una parte spinta degli ideali democratici della rivoluzione francese e dei valori di patria e nazione del romanticismo, dall'altra però è spinta dagli ideali di democrazia del proprio passato ed è ispirata alla sua propria storia. Esattamente come gli intellettuali di lingua greca del suo tempo, Solomos sente necessario questo collegamento con la Grecia antica e incita alla lotta richiamando al passato. L'opera fu pubblicata a Missolunghi nel 1824, poi nel 1825 fu tradotta in francese e in seguito in inglese e in italiano. Nel 1828 fu musicata da Nikolaos Manzaros, che è amico di Solomos Scorfiota, fondatore della musica della scuola eptanesiaca. E nel 1864, dopo l'annessione delle isole Ionie alla Grecia, l'opera fu stabilita come inno nazionale greco. Fu infine selezionato come inno nazionale dell'isola di Cipro nel 1966. L'Imnos στην Ελευθερία fu la prima consistente opera in lingua greca di Solomos, dopo le numerose composizioni in lingua italiana, e determina con la sua lingua l'inizio del rinnovamento della tradizione letteraria greca. Solomos la scrive prima in italiano e poi in greco e decisamente sceglie la lingua volgare, la Dimotichi, per esaltare la lotta dei greci. Infatti nell'inno vengono dimostrate le capacità poetiche della lingua del popolo, anche se non era tanto apprezzata. Concludendo, Solomos è il nostro poeta nazionale non tanto perché ha scritto l'inno nazionale, ma anche perché ha aperto la strada all'utilizzo della Dimotichi in letteratura neogreca. Le sue parole richiamano ai sentimenti filoellenici delle potenze europee
per chiedere il loro appoggio. Tramite le traduzioni della sua opera, la fama di Solomos supererà il territorio greco e si espanderà nell'intera Europa. Si rafforzerà quindi, grazie a lui, il movimento di filellinismo, che avrà un ruolo fondamentale per l'evoluzione della rivoluzione. E vorrei concludere con i suoi versi in greco, Ύμνος στην ελευθερία. Libertà vo cantando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Dante. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα εμβριωμένη, χαίρε ο χαίρε ελευθερία. Grazie, ευχαριστώ. Vogliamo sentire? Non lo sentiamo? Grazie molte, grazie della vostra attenzione. Non aspettiamo altri 200 anni per sentire parlare della rivoluzione greca e qui senz'altro ci vedremo presto. Desidero ringraziare anche in questa sede l'Ateneo Veneto, l'Università Ca' Foscari di Venezia, la Comunità Storica dei Greci Ortodossi di Venezia, l'Associazione Nazionale di Studi Neogreci e la Rete Nazionale dei Licei Classici Italiani, che hanno dato il patrocinio all'iniziativa di oggi pomeriggio. Grazie.